13 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. Eccoci nuovamente live per l'ultimo quarto di finale Città di Tiene con mister Diego Albertini e Antonio Centofanti per il San Martino. Si chiude qui la prima giornata della Belbotea Arena di quelli che sono stati i quarti di finale che hanno già decretato le prime semifinaliste, il Bologna, il 10 Martiri e poco fa anche il Futsal Reggiana. Una di voi due andrà nella semifinale di lunedì, ma intanto bisogna giocare. Diego Albertini terzo in classifica con il Città di Tiene, 1-0 nella gara di campionato, ne parlavamo poco fa, però oggi dentro o fuori insomma cambia la storia e sarà una partita completamente diversa. Sì, intanto buonasera a tutti. E ovviamente con le partite dentro o fuori è chiaro che vanno a cambiare tutti gli equilibri. Sappiamo di affrontare probabilmente una delle squadre più forti di questa manifestazione, che durante il giro d'andata magari ha avuto qualche alto e basso, però hanno un potenziale che è enorme. Noi da parte nostra è una realtà di ragazze intorno ai 5-10 km da Tiene che si sono strameritate questo terzo posto e vogliamo ben figurare, ecco, questo è l'obiettivo. Antonio, qualche punto perso per strada in campionato, ma oggi si parla di Coppa, vince chi avrà qualcosa in più e i pronostici sono stati rispettati fino adesso e un terzo posto contro un sesto significa poco, si va in campo per giocarsela. Sì, sicuramente siamo due squadre equilibrate, nel senso che ce lo apriamo, la prima squadra che fa un errore può perdere la partita, quindi come nel campionato un 1-0 e l'abbiamo pagato. Vediamo stasera cosa può succedere. Sicuramente sono tra le due squadre più quotate del campionato, sicuramente. Mi raccomando, niente ai rigori perché io sono qua dall'1 di oggi, quindi vorrei andare a casa anche presto. A parte le battute, come sta la tua squadra, come ci arriva, tutto è completo? Abbiamo una defezione importante che si è fatta male in questi giorni qua di allenamento, purtroppo Emilia, però il resto del gruppo è buono, insomma sta bene, e siamo motivati come penso sia anche il Tiene, insomma, ovviamente. In casa Tiene invece mister Bertini, come sta la squadra, come affronterà questa partita? Le hai tutte quante oggi, anche perché sotto le feste è sempre fatica averle anche insomma tutte quante a disposizione. Beh, di fatto ai box abbiamo una giocatrice che fatalità si è fatta proprio in male in casa a San Martino contro di loro ed è ancora ai box che è a ballo. Per il resto sono tutte, di conseguenza siamo riusciti ad allenarci abbastanza in queste feste e quindi cercheremo di farci trovare pronte. Una bella stretta di mano allora tra Antonio e Diego. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, andate pure delle vostre ragazze a dare gli ultimi dettami tattici, tecnico-tattici per quello che sarà l'ultimo quarto di finale qui live dalla Belbotea Arena. Adesso salgo su e vado là al fianco del mio amico Alberto Nogara per la diretta, l'ultima di questa prima giornata tra Città di Tiene e San Martino.
Squadra in campo pronta ad entrare per l'ultimo quarto di finale. Città di Tiene, San Martino Futsal per questa ultima diretta dalla Belbote Arena. A dirigere l'incontro l'arbitro della sezione di Vicenza, il runner Valerio Nori, con il secondo arbitro Elena Soranzo di Treviso, Stefano Testoni, e al mio fianco il commento tecnico di Alberto Nogara. Buonasera a tutti, buona partita e buona visione. Terzo posto in campionato per il Città di Tiene, sesta posizione per San Martino Futsal nella gara giocata nel giro di andata. Vittoria per 1-0 firmata dai rossoneri di mister Albertini con il sigillo di Camilla Ghirardini. Terzo posto con 26 punti, 8 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte per il Tiene. San Martino che insegue a 6 punti, 20 quelli collezionati fin qui, 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Eccole qua le ragazze di mister Albertini. Prima avete visto invece i primi piani della formazione del San Martino Futsal. Squadre che si affrontano per conquistare il quarto pass che porterà alle semifinali di lunedì pomeriggio. Si sono già accaparate il pass Bologna, 10 Martiri e poco fa anche Futsal Reggiana. Un solo gol nella terza sfida, merito dei due portieri. Per lo spettacolo, anche se tu sei un preparatore di numeri 1, speriamo di vedere tanti gol. Beh, i portieri danno spettacolo di solito, no? E anche questa qui sarà una partita tosta. Il San Martino si presenta anche con nuovi acquisti, con giocatori fortissimi come roster, ma il Tiene sicuramente è una squadra che fino adesso ha fatto molto bene, squadra tosta di mister Albertini. Ne vedremo sicuramente una bella partita. Tu che tra l'altro Albertini lo conosci molto, giocato insieme, allenato, insomma, abbiamo già dato i quintetti con il Tiene che schiera tra i pali Ginocchio, in campo fiero avanzo della libera Romeo e dalle rive, a disposizione in panca Ilesi, Franco, Catellan, Pauletto, Vanzo, Rizzo e Biasi. Andiamo subito anche a vedere il quintetto del San Martino Futsal. Tra i pali Caretta con il numero 11 Vanessa, Salvador, Mirella e Milagros. A disposizione in panca Bruno Ionaro, Cappelletto, Gardini, Frasson, Maia, Scapin e Franceschini. Vado a scrivermi Vanessa al numero 11, il numero 9 è Mirella, 12 gol per lei, foto di rito. Dopo ovviamente osserveremo ancora un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans Montana. Una tragedia in una giornata che doveva essere, una serata che doveva essere di festa, è terminata con una quarantina di vittime, ci sono ancora dei dispersi, speriamo insomma che il numero possa fermarsi lì. Pronti intanto già i direttori di gara in attesa dei due quintetti di partenza che andranno al minuto di silenzio in mezzo al campo. Tanto sottofondo avete sentito l'urlo San Martino. Pronti le ragazze del quintetto di partenza di mister Antonio Centofante. Maglia bianca, calzettoni granata per la formazione Patavina. Un derby veneto che chiude questa prima giornata di Final Eight della Belbote Arena. E adesso ci alziamo in piedi per il minuto di silenzio. Signor Valerio Nori della sezione di Vicenza con Elena Soranzo di Treviso, il fischio adesso si farà sul serio. 30 minuti per tempo,
Speriamo, ho detto anche il mister, che non ci siano i rigori, perché vorrei andare anche a casa. Sono stanchino, quarta diretta, domani ne abbiamo altre 4, poi domani altre 4 e poi lunedì gran finale. Alberto, Giornate intense. Giornate intense, fulcro del futsal regionale, sempre a Belbotea Arena, che ospita per il quarto anno di fila, grazie alla collaborazione con la LND del Veneto, da cui il canale trasmettiamo live tutte le partite, e il team Giorgione, padrone di casa, formazione che milita nel torneo cadetto di Girone B. Si parte, primo possesso palla per la formazione, possiamo quasi definire di casa, visto che San Martino insomma confina proprio con Tombolo, non tanti chilometri per queste due squadre, sicuramente San Martino pochissimi rispetto a quelle che hanno macinato. Attenzione, subito un'occasione con il tiro della numero 9 Mirella, che termina l'atto, e qui insomma a pochi secondi è subito un brivido per la porta dell'estremo difensore numero 12 del Tiene, Ginocchio. Sì, subito un pericolo, palla imbucata bene, Mirella girata, è stata contrastata alla fine. Subito a riconquistare subito il pallone, nuovamente la formazione di mister Centofante, l'apertura sulla destra per Aiello, che non doveva partire nel quintetto di partenza, è stata però preferita alla numero 10 Maia. Probabilmente il mister Centofante durante il riscaldamento, nel finale di riscaldamento, ha visto che aveva maggior fiducia nel numero 2 Aiello. Fatto stare comunque anche la panchina, come è successo già poc'anzi. Attenzione a Mirella che recupera un nuovo pallone, chiama in causa la capitana Andreina Salvador, palla che viene deviata in corner. Sì, già 2 errori su 2 disimpegni sbagliati da parte del Tiene. Un Tiene che probabilmente non è ancora uscito dallo spogliatoio, Alberto. Salvador, la giocata, il pallone in mezzo, come può la difesa rossonera, si salva, poi in fallo laterale con la scivolata Francesca Romeo concede soltanto il fallo laterale, che verrà battuto dal numero 11 Vanessa, giocatrice sudamericana, uno dei punti di diamante della formazione di mister Centofante, che si sesta in classifica, distante 11 punti dalla vetta del Bologna, ma che dovrà sfruttare al meglio i rinforzi invernali per il girone di ritorno che scatterà la prossima settimana. Intanto attenzione, perché dalle rive parte in velocità, va a contrastare con Aiello, che si rialza prontamente. Ha chiesto subito scusa al numero 9 rossonera, con il San Martino che manovra dalla propria metà campo una nuova azione offensiva. Ottima la giocata, l'apertura sventata su Mirella, deve cercare di uscire il Tiene, recupera però ancora il pallone Vanessa, palla per Salvador, fermata senza il fallo, allora il contropiede che può partire per il Città di Tiene, la palla salvata da Salvador, che stava per arrivare alla numero 9 dalle rive. In contropiede il Tiene può far male, sì, deve però fare attenzione in difesa. Adesso sembra impostata così la partita, attacca sempre il San Martino, il Tiene parte di rimessa, sta difendendo verso sulla metà campo. Deviazione intanto di Irene Fioravanzo, in fallo laterale avanza di qualche metro la squadra di mister Centofante, con Vanessa, una nuovo laterale già battuto. Aiello si prende il pallone, cerca di alleggerirlo dietro, la rimessa laterale sembrava per la squadra rossonera, non è d'accordo la Soranzo di Treviso. Palla comunque restituita al Tiene, che poi a sua volta, con un disimpegno errato di Fioravanzo, regala nuovamente il pallone alla squadra del San Martino. Aiello senza alcuna fretta apre sulla sinistra per il capitano Andreina Salvador, che cerca di rilanciare lungo ancora per la numero 2 Pattavina, che però non arriva al pallone. Allora saranno gli occhiali per leggere. Fioravanzo, attenzione, palla imbucata per poi del tiro, bene, e la risposta di Giulia Caretta. Bene, subito bene, Caretta ha sventato questo tiro,
su questa bellissima combinazione 1-2 fatta dal Tiene in rimessa. Un tiro in corsa quasi all'altezza del descritto del tiro libero. Intanto qui vicino a noi c'è anche il buon Giulio Cosaro, che mi è stato al fianco nelle prime 2 sfide di giornata, che riascolteremo anche domani. Domani avremo anche il buon Tosin qui in cabina di commento per raccontare quelli che saranno invece i quarti di finali maschili. Si partirà ovviamente sempre alle 14 qui live della Belbotte Arena, non ricordo neanche il programma. Montello, prima partita. Come lo fai a sapere? Solo perché sarai in campo con DBS tu. Palla intanto per il Tiene, arpionata da Salvador, il numero 9 dalle rive, cerca di servire una compagna, recupera Andrina Salvador che va via sulla corsia laterale di sinistra, si accentra Salvador, viene però fermata, la puntata a passaggio sulla destra, poi viene fermata la numero 11 Vanessa dal recupero di Irene Fioravanzo. Resta comunque in zona d'attacco la formazione di mister Centofante. Pallone buttato via da Fioravanzo, che può ripartire in velocità, poi brava Aymara Aiello a mettere ancora in fallo laterale. La capitana dalla libera apre a destra, torna in possesso del pallone, lo scambio con Fioravanzo, fermata da Aiello, il numero 2 San Martino recupera palla, avanza sulla linea di metà campo, va a puntare dalla libera, poi cerca un lob che viene arpionato in modo sicuro da Nicole Ginocchio, e la palla è già arrivata da parte di Giulia Caretta. 6 minuti 0-0, comunque è già una buona intensità in questa partita. Sì, il San Martino c'ha il possesso di palla e sta cercando di scardinare questa difesa coriacea del Tiene, che però agisce in rimessa e ha già avuto bella occasione nitida subito. Qui intanto viene fischiato il primo fallo a favore del San Martino, atterrata la numero 9 Mirella, 12 gol per lei, una squadra che ha segnato 24 gol in campionato, 12 li ha fatti proprio il numero 9, dunque bomber di razza, il numero 9, attaccante del San Martino. Punizione con Vanessa che prende una lunga rincorsa, vediamo se andrà a giocare uno schema o a calciare direttamente in porta. Lo schema proprio per il numero 9 Mirella, la palla salvata sulla riga, ha rischiato ma alla fine è andata bene al Tiene. Non benissimo qui Ginocchio, perché su questa punizione la recuperabilità laterale è stata un po' persa, non aveva giocatori dietro alla sua linea difensiva. Deve stare un po' più attenta quando ci sono queste punizioni, perché diventano fondamentali le palle ferme. Salvata nell'occasione della numero 10 Elena Pauletto, che sulla riga ha sventato la minaccia, ma è ancora San Martino in possesso palla in fase d'attacco, quindi non riesce il tentativo di passaggio dalle rive. Fa buona guardia, capisce tutto quanto, fa ripartire dalla libera, viene poi a contrasto con Aiello, alla meglio comunque la capitana rossonera di mister Albertini in possesso. Ora a giocare dietro per Fioravanzo, si muove in avanti dalle rive, Fioravanzo, lo spazio per avanzare con il sinistro, poi va a calciare un tiro che era stato un po' sporcato. Intanto anche il primo cambio, entra Caterina Franceschini, dalla parte opposta entra invece Camilla Ghirardini, la numero 5 rossonera, che ricordiamo, l'abbiamo detto anche in apertura, ha deciso la gara di campionato, l'1-0 della Tiene, proprio firmato dal numero 5 rossonera. Ancora fraseggia il San Martino, che fa della qualità nel possesso palla, il gol del vantaggio del San Martino, una staffilata, si è accentrata, poi ha sparato un colpo preciso la numero 11 Vanessa, un vantaggio, nulla ha potuto. E qui la qualità ha fatto la differenza, giocatrice di livello superiore, bravissima, non poteva niente Ginocchio a questa staffilata sul primo palo. Dunque è cambiato subito il parziale, mentre Ginocchio si alza come portiere di movimento, il suo tiro va a contrastare il lato B di una giocatrice avversaria. 9 minuti, vantaggio di Vanessa per il San Martino ancora in possesso palla, che cerca di manovrare. C'è il fallo di Ghirardini, il secondo fallo per il Città di Tiene,
partite fin qui corrette. Intanto entra Vittoria Avanzo, 4 gol per lei in campionato, e la miglior marcatrice in campo è Dalla Libera, la capitana del Tiene. Punizione, l'autrice del gol Vanessa Jimenez Alcaraz sul punto di battuta, Ginocchio che sistema la barriera, c'è da sistemare però la porta, ha fermato il gioco. Il secondo arbitro Elena Soranzo di Treviso, pronti al fischio, nuovo fischio di Valerio Nori. La puntata, il pallone che resta neanche qui, Ginocchio non precisissima, ora brava però quasi con un palleggio da pallavolista a smanacciare fuori il pallone Alberto. Sì, non benissimo subito, poi si è riscattata subito immediatamente, togliendo proprio la palla dai piedi dell'attaccante. Brava. Può ripartire allora il Tiene, che deve alzare la testa, deve maggiormente essere concreta. Recupera però palla già il San Martino con Mirella. Vanessa prende il pallone, capitano Salvador, prolunga proprio per Mirella, che cerca di far partire Franceschini. Le tienesi però si rifugiano in fallo laterale. 10 minuti, come vedete nel punteggio in sovraimpressione, 1-0, vantaggio del San Martino, che nonostante il sesto posto in campionato, sesto posto che, come ha detto anche Albertini nel pre-gara, il tecnico del Tiene, non rispecchia la qualità che ha a disposizione il mister Centofante. Intanto qui brava il numero 10 Elena Pauletto ad evitare che il pallone finisca sul piede buono del capitano Patavino. Ancora San Martino in possesso, parte da dietro con Vanessa. Salvador tiene la testa alta, guarda il movimento delle compagne, parte Salvador, evita l'intervento avversario, ancora Salvador, lo scambio, la palla messa in mezzo, bene Ginocchio qui a far uscire il pallone, un pallone che resta comunque vivo, con Vanessa che lo scarica avanti verso la numero 18 Franceschini. Può ripartire allora il Tiene in contropiede con Ghirardini, fermata nel momento giusto. Bravissima Ghirardini nella chiusura della diagonale difensiva, bravissima. Avanzo per Ghirardini, meno brava qui, un tiro velleitario dalla distanza. Ha provato. Bene Ginocchio prima sull'intervento di 1 contro 1, uscita a croce, ha fatto molto bene. San Martino che riparte alla propria metà campo senza alcuna fretta, non ha fretta di attaccare a forte del vantaggio di un possesso palla che premia. Palla intanto aperta per Vanessa, Mirella si fa vedere dentro, la palla per Franceschini la domestica, non va giù, ha rischiato il fallo, la capitana Dalla Libera, è rimasta in piedi comunque Franceschini. Palla scaraventata lontano, dove Salvador con tutta calma fa ripartire il gioco dando palla comoda per Vanessa. Sulla destra c'è Franceschini libera, Vanessa avanza senza alcuna fretta, ritmo blando, aumenta la percentuale di possesso per la formazione di mister Centofante, che ora cerca di aumentare i giri del motore. La giocata di Salvador si accentra, va a scaricare, Ginocchio è lì, bravissima a dire 2 volte di no, parata importante questa. Doppio intervento di Ginocchio, bravissima, soprattutto sul primo tiro, perché è stata lasciata l'attaccante calciato facile con la porta tutta aperta, e il secondo in ribattuta è stata molto brava. Salvador ancora brava Dalla Libera a fermare la capitana avversaria. Qui l'errore a cercare di ripartire, rischia intanto la neo entrata la numero 15 Mary Scapin, che aveva allontanato il pallone per una rimessa laterale veloce non battuta. Dalla Libera intanto la piazzata che sbatte sul corpo della capitana avversaria Andrea Salvador. Sì, continua il San Martino, gioca e il Tiene agisce di rimessa.
adesso sta provando a imbastire rimpallo. qualcosa di offensivo. Un flipper che porta una nuova rimessa laterale per la formazione di mister Albertini. Dalla libera il tiro, la risposta di Caretta, bene. Caretta. Bene. La rivediamo, poi non è riuscita nel tap-in sotto porta Vittorio Avanzo a mandare il pallone alle spalle di Caretta, che ora si prende il pallone senza alcun problema. Scapin, ancora giro palla della San Martino con Gherardini che mette in fallo laterale. Intanto rientra Emaraiello al posto della numero 11 Vanessa. No, Vanessa è là. Grazie dell'aiuto per il pubblico da casa, grazie. Per la Franceschini, perché Vanessa è proprio lei ora che manovra avanti per Aiello in uscita, capisce tutto quanto. Irene Fioravanzo che scarica però il pallone in fallo laterale. Vanessa la davamo per uscita, invece è lì in campo che batte il fallo laterale per la capitana Salvador. La giocata di Salvador di fino. Vanessa per Salvador, la puntata e poi il pallone che arriva sul secondo palo dove Aiello appoggia comodo, un tap-in dei più facili, un gol che per tre quarti possiamo dare alla capitana Salvador. Sì, bravissima, è stata molto brava, è andata via un 1 contro 1, ha saltato l'avversario, ha calciato subito e lì Ginocchio è intervenuto bene, poi è stata sfortunata leggermente sul rimpallo e comunque sempre è finita in porta e ha vinto il 2-0. Intanto mister Albertini ha chiamato il time out di sospensione per dare tranquillità alle sue ragazze. Un pallone che Aiello ha spinto in rete sulla riga di porta praticamente, che comunque sarebbe finito dentro. Sì, un gol facile poi. Lo segnavo anch'io, sicuramente. Non è detto. È San Martino che sta legittimando comunque un dominio in campo, quantomeno per possesso palla e anche per qualità. Il tiene ancora, anche se ha impensierito Caretta nell'occasione precedente dove il portiere padovano ha smanacciato alto, un tiene che però deve ancora trovare la giusta alchimia con questa sfida. Sì, ma penso che però la partita sia stata studiata così, sapendo la grande forza tecnica individuale di squadra del San Martino. Il tiene ha puntato molto a difendersi e a contrattaccare. Il problema è che le azioni poi si sono susseguite, il San Martino ha trovato due conclusioni buone in porta e ha segnato 2 volte. Doppio vantaggio dunque per il San Martino, 18° minuto in corso, si rialza nuovamente la Ginocchio che va a calciare un destro che viene deviato, viene tenuto vivo, poi spedisce in fallo laterale Mary Scapin. Sì, mi piace questo far lavorare il portiere con i piedi, un sistema moderno e lo fanno anche abbastanza bene. Più bravissima Caretta a smanacciare fuori, tiene che comunque ha le sue occasioni ma pecca nel cercare fino all'ultimo di mettere il pallone alle spalle della Carretta. Qui intanto ancora Salvador, il pallone che resta lì, arriva Aiello in spaccata, palla deviata. Hanno sbagliato un po' le finalizzazioni, proprio al tiro finale la finalizzazione è un po' sbagliata. Ancora possesso per la squadra di San Martino, una delle 3 venete assieme appunto il Tiene e i rossoneri, battute poco fa. Scapin intanto va a puntare, salta l'avversario, Scapin, il pallone era però uscito, dunque sarà rimessa dal fondo con Nicole Ginocchio che farà ripartire il gioco delle sue compagne di squadra mentre rientra Francesca Romio. Giocata qui smorzata da Aiello, poi Vanessa non riesce a indirizzare il pallone alla sua compagna di squadra, dunque Tiene che torna in fase d'attacco con il possesso palla della rimessa laterale. In corsa il braccio toccato, era però attaccato al corpo, ha visto bene la signora Soranzo di Treviso, forse signorina, però grande signora, giovane arbitro della sezione di Treviso, oggi secondo di Valerio Onori. Qui intanto Vanessa, parte Salvador sulla destra, è un treno in corsa che non vuole fermarsi. Salvador ancora, forse poteva avanzare qualche altro passo,
aspetta il movimento di Vanessa che riceve il pallone, si fa vedere anche Scapin. Vanessa si accentra, lo scambio con Aiello, poi esce il Tiene ma recupera ancora il San Martino il pallone, resta a terra Ghirardini. Scapin con sportività spedisce fuori la sfera, fuori dal rettangolo di gioco, si rialza intanto il Ghirardini. Si stava guardando che dopo 20 minuti il San Martino non ha ancora cambiato Vanessa e Salomon, probabilmente il mister Centofante le terrà dentro tutto il tempo. Salvador, scusami. No, poi stavo dicendo, ma ho letto male io fino adesso. Aiello. Sì, gli occhiali, l'età che avanza per il pensionato Alberto Nogara. Domani ricordiamo sarà in campo con il suo DBS Miane nel quarto di finale che aprirà la sfida al maschile di questa Final Eight di Tombolo contro la capolista del girone di andata Montello. Poi a seguire insomma saranno altre 4 sfide importanti. Ricordiamo che fino alle semifinali in caso di parità ci saranno soltanto i calci di rigore, le eventuali supplementari invece soltanto nell'ultimo atto di martedì, che decreteranno le vincitrici della Coppa Italia regionale, interregionale femminile e regionale maschile. Qui intanto il primo fallo commesso da Aiello che ha fermato trattenendo la numero 7 rossonera Francesca Romio. Punizione già battuta, un rimpallo flipper che premia le tienesi che potranno far ripartire il gioco dal calcio d'angolo. Va a recuperare il pallone dietro gli stendardi biancorossi Irene Fioravanzo, palla dietro per Romeo, un missile a liberare il gol che riapre la sfida di Vittorio Avanzo. Un grande gol qui, Giulia Caretta bucata praticamente da fondo campo, Alberto. Sì, guarda, stiamo riguardando. È arrivata leggermente in ritardo, è partita in ritardo, forse era meglio non andare da lì, il portiere da lì non va in 1 contro 1 ma resta sul suo palo, anche perché la porta era così stretta, lì è un piccolo errore e è subito gol. Gran giocata di Vittorio Avanzo qui, ha rischiato, non c'è il fallo sull'Aiello, ha rischiato, poteva arrivare anche un rigore qui intanto di potenza. Poi Vanessa si prende il pallone, alza la testa, alza il baricetto delle sue, Salvador, giro palla che non va a buon fine, Salvador si è fermata, viene fermata, recupera ancora il Tiene, calcia avanti la Ghirardini che voleva trovare la numero 15 Fioravanzo che va in panca a rifiatare, rientra capitana dalla libera. Si è riaperta la partita e saranno gli ultimi 7 minuti di questo primo tempo sicuramente più emozionanti. Sul 2-0 il San Martino poteva dormire sonni tranquilli, adesso invece dimezzato il vantaggio, merito del gran gol del numero 11 Vanzo. Sì, diciamo che il Tiene continua a giocare di come ha impostato la partita, parte di rimessa e su una delle ripartenze ha trovato questo gol. È una partita comunque aperta. Può succedere di tutto. Ci sarà intanto una rimessa laterale, viene cambiato il pallone, c'è da insufflare un po' d'aria, caro Osvaldo Bonora nel pallone. Il direttore di gara ha deciso di far cambiare al cronometrista. Ecco che arriva anche la pompetta, quel buon Osvaldo che adesso va a gonfiare uno dei palloni che vengono usati in questa sfida, che verranno usati in queste finali di Coppa. Qui intanto bene a chiudere la difesa del Tiene, si allaccia lo scarpino Vanessa. 24 minuti. Ultimi 6 minuti verso riposo, la palla scodellata dentro, poi Aiello va a calciare, aveva giocato da sponda pivot Camilla Cappelletto, la maglia numero 4, la giocatrice con la maglia numero 4 del San Martino, è entrata, mandata in campo da mister Centofante. Tiene che può tornare a riaprire il suo gioco partendo dalla propria metà campo, ma difende comunque alto, quasi un trio sulla linea di metà campo per la formazione pattavina che rischia di portare via il pallone. Si è liberata là in fondo l'avanzo, la Ghirardini non riesce ad indirizzare il pallone e intanto Centofante
chiama vicino a sé le sue ragazze per il minuto di sospensione. Qualcosina adesso aveva un po' concesso il San Martino, allora il suo tecnico ha richiamato a sé le giocatrici. Dall'altra parte vediamo inquadrato invece Albertini, che sta dicendo alle sue di continuare, di puntare avanti, sta indicando la porta avversaria. Dalla parte opposta c'è Vanessa invece che sta parlando con le sue compagne di squadra a dare tranquillità a chi sta difendendo i colori del San Martino. Intanto rientrerà in campo Mirella con la maglia numero 9, pronta a prendere il posto, lo fa in questo momento, di Camilla Cappelletto. Ripartirà proprio il San Martino con una rimessa laterale, ristabilito il quintetto di movimenti di gioco di partenza del San Martino, con Vanessa che riceve il pallone da Salvador, supera la linea di metà campo con un lob avanti verso Mirella che non riesce ad addomesticare il pallone, poi palla che carambola sul corpo di Aiello, in fallo laterale già battuto per Ghirardini. Dalla libera riesce a prolungare il pallone, Aiello ne fa buona guardia. Vanessa, 4 minuti, non è proprio felice Vanessa. Salvador sul fondo per Mirella. No, non vengono fatti i movimenti che lei vuole e quindi davanti non si aprono, non si smarcano senza palla, quindi non fanno movimento senza palla le compagne, quindi non riesce a trovare i passaggi giusti. Riparte il chiede da dietro con Capitan dalla libera. Ghirardini dalla libera ancora. Questa è la nostra postazione, era libera la Romeo, il pallone invece è stato indirizzato al numero 11 Vanzo, autrice del gol che ha riaperto la partita, che però non ha trattenuto il pallone in campo. Intanto è rientrata Caterina Franceschini ad Armanforte al posto dell'Aiello, il pallone intanto bucato dalla Ghirardini, poi recupera Romeo che dice di no alla ripartenza della qui inquadrata Mirella. Palla per Vanessa, deviazione in calcio d'angolo. Corner, rivediamo qui nel replay di chi è stata la deviazione. Palla dietro per Brigantini, il pallone sul secondo palo dove arriva Mirella, se l'era dimenticata la giocatrice del Tiene, lo rivediamo nel replay di Futsal Veneto TV. Intanto rilancio lungo verso dalla libera, Tiene che non può permettersi di concedere queste. Sì, no, gli è passata alle spalle di Romeo e Mirella è passata dietro alle spalle, Romeo non l'ha vista e quindi è arrivata sul secondo palo. L'unica fortuna è che è arrivata leggermente in ritardo. Mirella ancora a puntare a Ghirardini. Mirella, la giocata per Vanessa che viene fermata da Romeo. A casa mia si dice Romeo, tu dici Romeo, hai più ragione tu visto che tu sei più dalle parti del Tiene. Capitan Salvador. Vanessa, il tiro di prima intenzione, proprio il numero 7 rossonera Francesca Romeo, dice di no, prolunga qui la difesa del San Martino. Cambia, intanto rientra Fioravanzo al posto di Ghirardini, chiamata a rifiatare in panca da mister Albertini, ricordiamo autrice del gol che ha deciso la sfida di campionato, l'1-0 vincente del Tiene. Intanto recupera Mirella per far distendere la propria squadra, aspetta il movimento delle compagne, poi il pallone che carambola sul piede di Franceschini, costretta ai straordinari indietro Vanessa per riprendersi il pallone. Vanessa, movimento avanti verso Mirella che ha lo spazio per girarsi, gli concede spazio Fioravanzo, poi un tiro telefonato sul primo palo dove Ginocchio insomma è sicura e tranquilla a riprendersi. Qui dalla libera, va via bene dalla libera, la puntata risponde presente anche Caretta.
dalle rive, non è precisa dalle rive, non è precisa neppure la Brigantini, poi il tiro dalla distanza, ancora occasione per il Tiene con dalla libera. Adesso un po' di stanchezza, secondi finali di questo primo tempo, squadre che si allargano e qualche palla concessa agli attacchi avversari. Anche qui ha rischiato il San Martino, non c'è stata alcuna rossonera sul secondo palo. Intanto entriamo nel recupero, un minuto o due minuti di recupero. Sì, in effetti chiamati entrambi i time out, uno per parte dai due tecnici, dunque si giocherà fino al 32esimo. Abbiamo superato a pochi secondi il 30esimo minuto, 2-1 avanti il San Martino in questo ultimo quarto di finale nella giornata che ha aperto i quarti di finali della Coppa Italia fase interregionale Veneto Emilia Romagna. Qui intanto San Martino aveva perso un pallone importante, rimessa laterale per la formazione di mister Albertini in zona d'attacco con capitana dalla libera che lascia in incombenza a fiore avanzo. Nella parte opposta c'era Francesca dalle rive che non riesce a girare un pallone, era praticamente solitaria sul palo lontano, grave errore. Sì, era posizionata male col corpo e quindi non è riuscita a spostarsi per recuperare la palla, un poco dinamica anche, è rimasta piantata per terra. Però la palla era molto buona, era invitante. Una ghiotta occasione. Intanto c'è un fallo ravvisato a Vanessa che ha usato il corpo in modo non proprio femminile, potremmo dire, l'ha usato in modo maschio. Fallo, non c'è il cartellino. Il primo fallo tra l'altro per San Martino in una sfida correttissima. Qui intanto errore che deve essere evitato, va bene la stanchezza, ma insomma concedere in secondi finali una nuova occasione per il San Martino può essere deleterio anche per la squadra come il Tiene, che è terzo in gradatoria nel campionato interregionale. Il primo intanto è uscito, dunque sarà rimessa laterale mentre i secondi scorrono, ne mancano una decina. Attendiamoci allora il duplice fischio del signor Nori nella sezione di Vicenza. Palla avanti però per dalle rive che protegge bene il pallone, non c'è il fallo e ancora possesso per la formazione rossonera con fiore avanzo, la parata praticamente di Franceschini. Riparte allora il San Martino, ultima occasione, palla profonda e arriva il duplice fischio finale. Andiamo a rivedere questa ultima occasione con la parata di Franceschini, però la mano era comunque attaccata. La mano era attaccata al corpo, sì, da dietro, poi stava girando. Lasciamo al VAR della Serie A che ne combina già tante di per sé. Termina il primo tempo dunque con il vantaggio momentaneo del San Martino per 2-1. L'arbitro manda le squadre al riposo, qualche scaramuccia tra le due panchine, c'è il signor Nori che mette tutti in tranquillità. Stefano Testoni e Alberto Nogara sì, li ritrovate, non mi veniva, tra una decina di minuti.
Di nuovo live della Belbotea Arena, pronti per vivere il secondo tempo, gli ultimi 30 minuti di questa prima giornata di quarti di finale Coppa Italia Inter, fase interregionale Veneto Emilia Romagna, con il San Martino che conduce 2-1 la sfida con il Città di Tiene. Aspettiamo l'ok per far ripartire questa sfida. Le squadre sono in campo. Il buon Luca Cesari, che vedete lì vicino al direttore di gara, dà ora l'ok, ha ricevuto l'ok dall'alto da Dio Michele, il numero 1 del futsal regionale. Attenzione con il Tiene, la testata di Mirella in fallo laterale. Ginocchio quando si alza comunque crea dei pericoli, come dicevi tu prima, sa giocare comunque bene. Sì, oggi il ruolo del portiere moderno comprende anche la tecnica podalica e anche di andare a calciare e di portare superiorità davanti o di uscire dalla pressione. Lei lo fa anche abbastanza bene. Il San Martino non era pronto e non era preparato per questo tipo di giocata. Mirella riconquista il pallone, salva a sinistra Salvador, la capitana delle formazioni Pattavina riapre nuovamente per Mirella, si muove Aiello, Mirella va a calciare, trova sul primo palo però Ginocchio, recupera ancora la formazione praticamente di casa, poi una deviazione in corner. Il Tiene commette però troppe volte l'errore di regalare palloni che possono diventare pericolosissimi. Sì, in uscita, dall'aspetto difensivo in uscita perde palla facilmente e regala alcune occasioni che non dovrebbe dare. Intanto il buon Osvaldo Bonora consegna il pallone alla capitana del San Martino, Salvador, che lo posiziona nella giusta riga per rimettere in gioco il pallone. Aiello, la conclusione velenosa, brava Ginocchio che smanaccia in corner. Sempre attenta, brava. Aiello, vista da qua, sì, è un 2004, giovanotta, 21 anni, la numero 2 del San Martino, un San Martino che è ancora in possesso della giocata. Salvador, il pallone che danza sulla riga. È passato fra le gambe di Ginocchio, che ha posizionato male la croce, la basica. Riguarda qua. È passato in mezzo. Mamma mia che brividi per il Tiene, poi scaraventa lontano la capitana dalla libera, vicina al tris, la formazione di mister Centofante. Che volevo aggiungere che a proposito di giovani, Ginocchio è un 2009, quindi è molto molto giovane. Zio Billy, l'età di mio figlio, 2 luglio 2009. Sicuro avvenire dunque per Ginocchio, che davanti a sé, se abbiamo visto la seconda portiere 10 martiri, Orlandi, classe 67 in campo, Ginocchio può giocare un bel po' d'anni ancora. Corner San Martino, pallone messo in mezzo, può uscire il Tiene, viene fermato però dal recupero di Aiello, fallo laterale per la formazione rossonera di mister Albertini. E questa era una bella occasione di contropiede, sfruttato male. Fiore avanzo, mandato a terra da Aiello, continua a giocare la formazione di mister Albertini dalla libera va a puntare Mirella viene saltata dalla libera, poi recupera Vanessa che concede solo il fallo laterale. Eccola qua inquadrata, la numero 11 della formazione Pattavina, laterale con dalla libera che cerca di mettere in mezzo, il pallone che schizza su Romeo che calcia una contropiede, un 3 contro 2 per la formazione di San Martino. Salvador, altro errore di Salvador. Rivediamo qua, aveva fatto tutto quanto bene, è mancato solo la precisione sotto porta. Alberto, sì, non ha sfruttato bene questo contropiede, ha voluto un po' piazzare bene la palla, forse bastava un po' calciare in porta. Ginocchio era comunque uscita bene, Ginocchio aveva fatto bene, era uscita bene, aveva fatto una bella presa di posizione, non è male. Sì, diciamo che comunque a livello di occasione ne ha sprecata una bella grossa il San Martino, che torna dalle retrovie dopo 4 minuti a rigiocare palla verso la metà campo avversaria con Vanessa che predica calma
Aiello, lo scambio con Mirella, la puntata ancora bene in ginocchio, ancora un corner, rivediamo l'azione precedente che porta al nuovo calcio d'angolo, già battuto da Aiello per Salvador che gira dalla parte opposta verso Mirella gioca con il pallone tra i piedi, si prende un altro corner, sembra quasi sia nell'aria il gol per il San Martino che continua a premere, però difende bene il Tiene che poteva fare meglio in quel frangente, esce ginocchio e rischia di far ripartire il contropiede, palla per Dalla Libera, brava Aiello, poi Dalla Libera recupera ancora il pallone, forse doveva giocare con maggior velocità il Tiene in precedenza, Alberto. Sì, l'uscita dalla pressione è stata buona, la ripartenza c'era, ma è stata un po' leziosa. Dalla Libera ci ha messo un po' troppo a scaricare la palla sul primo passaggio e il San Martino ha recuperato le posizioni. Laterale davanti alla panchina del San Martino per la formazione rossonera, scarica contro Aiello il pallone, ancora squadra rossonera, poi Dalla Libera cercava forse l'invito per una compagna o forse voleva il tiro, non va a buon fine, allora Giulia Caretta può far ripartire il gioco sempre con Vanessa, ultimo di movimento, la numero 11 del San Martino che apre a sinistra verso Salvador, si accentra Aiello, Salvador prolunga verticale per Mirella, costretta a indietreggiare ancora per Vanessa, Salvador scodella un pallone che ginocchio arpiona uscendo bene nei tempi, palla per Dalla Libera che lo fa sfilare, lì forse poteva girarsi e calciare subito, guarda Alberto. Sì, era una bella occasione, il lancio non era male quello di ginocchio, Dalla Libera ha aspettato un po' troppo, ha fatto rimbalzare la palla e se n'è andata fuori. Salvador gioca dietro per Aiello, giovane numero 2 alza la testa, lo scambio con Salvador, Aiello corre sulla banda opposta, recupera ancora il pallone, Mirella spalle alla porta, Aiello, Salvador fa girare ancora il pallone alla formazione del San Martino, Mirella la giocata, il pallone che resta lì, palla dentro per Mirella, fermata dalla difesa, poi Vanessa va a calciare, la può ripartire in contropiede il Città di Tiene con Fioravanzo, ma è forte nel recupero Salvador, che rischi che si è preso il San Martino, come dicevamo prima, se non chiudi la partita la tiene comunque aperta fino all'ultimo. All'ultimo sì, e in effetti il Tiene gioca comunque come era partito il primo tempo, gioca di ripartenza, di rimessa, e quindi deve stare molto attento il San Martino perché si sbilancia molto in avanti, ma in realtà non servirebbe perché ancora sta in vantaggio. Probabilmente comunque anche la maggior freschezza fisica del San Martino, sembra vedere intanto un laterale sul secondo palo, il gol di testa del numero 9 Francesca Dalle Rive che impatta sul pareggio. Non è facile vedere gol di testa, ma una gran giocata, e qui la difesa del San Martino ha le sue colpe. Rivediamo intanto una finta lasciata solitaria sul secondo palo la Dalle Rive. Per Caretta non era facile, sembrava subito a guardare così, pensavo fosse più facile, invece era abbastanza messa bene la palla. E comunque lasciata libera dalle... Attenzione subito la risposta di Salvador, ginocchio ci mette una pezza. Diciamo che la colpa è delle compagne che non hanno difeso, perché si è persa, qualcuno si è persa la marcatura. In effetti proprio volevo dire proprio questo, si sono perse le marcature, pensavo che il portiere potesse fare di più, invece intanto era rientra difficile. Vanzo che scatta, il pallone però finisce tra le mani di Giulia Caretta che lo muove a sinistra per Aiello, ora Tiene che ci crede, conquista un fallo laterale in zona d'attacco con il numero 10 Pauletto che fa carambolare il pallone sul piede di Aiello, il tiro di Ghirardini, il pallone poi che tocca la schiena di Pauletto, dunque rimessa laterale già battuta per il San Martino.
Aiello, un po' di confusione, vediamo se mister Centofante, che è lì seduto comodo in panchina, andrà a chiamare il time out. Non un bel momento, però Vanessa cerca di rialzare subito i ritmi, non c'è la deviazione, rimessa dal fondo, voleva un tocco avversario, la numero 11 della formazione Pattavina. Ginocchio, rilancio lungo con Vanzo che prolunga di petto per l'avversaria Mirella. Salvador il tiro in 2 tempi, dice di no Ginocchio, che poi apre comoda lì vicino per dalla libera. Pallone regalato a Pauletto il tiro ribattuto, può portiere in contropiede allora il San Martino. Vanessa, un contropiede però che non si concretizza perché recupera informazione difensiva il Città di Tiene. Vanessa, il pallone è uscito, San Martino che sta pagando il gol del pari non benissimo in questo frangente. Sì, poi gira che si rigira, come avevamo detto prima, il Tiene è riuscito a recuperare i 2 gol di scarto, giocando comunque un buon calcio a 5, assolutamente, nella sua maniera, difendendo molto e contrattaccando. Il San Martino ha la pecca di aver sbagliato forse qualche palla più facile, ha sbagliato un sacco di occasioni e quindi poi alla fine si pagano. Pallone intanto arpionato da Caretta, che cerca di far ripartire le sue compagne di squadra, intanto è rientrata anche Franceschini. Vanessa cerca di far partire sul lato, a lei vicina la compagna di squadra che però non trova il pallone. Palla lunga per Vanzo, fermata da Franceschini, ancora dalla libera che cerca di servire Vanzo, che brava la Franceschini a metterci il corpo e ad evitare che l'avversaria possa arrivare a colpire. Qui tanto inquadrato Centofante che guarda il cronometro, 11:30 sono trascorsi sul cronometro come in sovraimpressione, 2-2 il punteggio. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai tiri di rigore. Intanto recupera ancora il Tiene, rientra Mirella che poi fa carambolare il pallone addosso al piede di Vittoria Vanzo. L'ultima è a toccare il numero 11 rossonero, rimessa già battuta da Franceschini dietro per Vanessa. Mirella fermata da la numero 15 Ghirardini. Proprio la numero 5 Ghirardini apre nuovamente il gioco, palla lunga di dalla libera per Vanzo che la domestica come può sulla corsia laterale opposta alla nostra postazione. Tiene che da dietro riparte ancora con dalla libera, movimento del pallone in avanti per Pauletto, bene dalla libera, fermata però da Vanessa, riparte la scivolata di Elena Pauletto, non c'è il fallo secondo i direttori di gara. Vanzo, palla per Pauletto che non la trattiene in campo. C'era forse un fallo di mano da terra? Sì, l'ha toccata con le mani ma da dietro, io adesso non so bene l'arbitro cosa perché abbia deciso di non fischiare fallo. Ci poteva stare benissimo il fallo. Invece di parlare. Vengono invitate a giocare le ragazze del San Martino. 13 sul cronometro andati, ne mancano meno di 17 più l'eventuale recupero. Salvador a puntare l'avversaria Romeo. Salvador sul fondo, ancora un salvataggio sul secondo palo, palla prolungata con Franceschini che fa a sportellate con Vittoria Vanzo. In questa occasione il ginocchio non era sistemato molto bene in porta, era schiacciato un po' sul primo palo e aveva lasciato tutta l'altra parte aperta. Deve stare un po' più attenta, forse un passo più avanti l'aiuterebbe. Vanessa costretta a dare indietro, forse no, tiene ancora il pallone sotto la sua sola dello scarpino destro, la numero 11 del San Martino, scarica ora per Salvador che gira subito verso Franceschini, la palla arriva da Mirella fermata, contropiede con la Ghirardini, fermata con un fallo da Mirella che si prende il cartellino giallo, il primo fallo di questa ripresa, il fallo commesso da Mirella che si prende un giallo sacrosanto. Giusto, giallo era giusto, il fallo
C'era. Prima punizione di questa ripresa, anche perché poteva scaturire un 2 contro 1 che poteva Sì, ma forse ha davvero fatto anche bene a pericoloso. farlo il fallo, non dico questo. L'errore era precedente, quello Esatto. di non aver giocato il pallone, come qui di fianco uno dei tifosi di San Martino gli ha intimato di fare. Salvador Vanessa, si muove Franceschini, la palla arriva a Mirella fermata in fallo laterale da Ghirardini, ancora out, 15esimo intanto, ultimo quarto di gara, sempre 2-2 il punteggio al Belvotea Arena. Vanessa fa sedere l'avversario Salvador e poi con un rigore in movimento e le trombe della Belvotea Arena trova l'angolo lontano scoperto, qui nulla poteva la Ginocchio, ritorna avanti San Martino. No, con la il sua Ginocchio capitana. qui non poteva fare niente, la palla è stata ribattuta lì, si è rimasta sul dischetto del rigore. Salvador è arrivata bene, piazzata bene all'incrocio dei pali. Dunque torna a mettere il naso davanti la formazione pattavina, torna avanti anche Ginocchio a dare aiuto alle sue compagne di squadra, recupera però spazio tra i pali, fiore avanzo, la palla per Ghirardini, Grandissimo gol. il subito immediato pareggio della numero 5 Camilla Ghirardini, un gran gol questo, È un gran gol, bravissima, l'ha piazzata all'incrocio dei pali dove dall'altra parte Caretta nulla ha potuto fare, calciato da circa 10 metri. talmente veloce che quasi la telecamera di Futsal Veneto TV se la perdeva, ma siccome c'è il buon Andrea Di Giambattista e la camera, insomma, non se l'è perso. 3-3 dunque, nemmeno il tempo di esultare per il vantaggio in casa San Martino, che è subito arrivato l'immediato pari del Città di Tiene. 16 minuti, eccola là, cambia anche la grafica, 3-3, ancora tutto da rifare. Vanessa intanto cerca di calciare da casa sua un pallone velleitario, sì, Ginocchio era un po' avanti, ma insomma da lì difficile segnare un gol. San Martino, scavetto di Vanessa per Mirella spalla la porta, protegge bene il pallone, lo recupera ancora Ghirardini può partire, Ghirardini sul secondo palo, bravissima Salvador ad anticipare un pallone possibile sul secondo palo, rischia moltissimo il San Martino. Sì, rischia perché sta forzando le giocate e sta spingendo molto con 4-0 davanti e quindi dietro basta poco per saltare le linee e scappare via. Ora riparte però Mirella, fermata da Irene Fioravanzo, intervento importante, quello del numero 15 rossonero, preferito dalla vecchia del Dosso e Aballo in tribuna in questa prima sfida, nella speranza per mister Albertini di poterle utilizzare nella semifinale di lunedì. Qui intanto Salvador sbaglia tutto, chiede scusa, rientra intanto dalla libera in casa. Tiene ci sta che possa sbagliare perché c'ha un minutaggio altissimo e quindi sarà anche, penso, comincia a farsi vedere la stanchezza. 30 più 18, 48 più di recupero, 50 minuti in campo. Esatto. Non mi sembra sia mai uscita né lei né a Salvador né Vanessa, non siamo mai uscita sì. dal campo. Potrebbero pagarlo verso la fine. Cosa a cui faranno sicuramente conto. Palla intanto imbucata per Mirella, che viene poi fermata. Recupera Vanessa ancora per Mirella, lo scambio per il numero 11, Vanessa che calcia in corsa, un destro che si perde alto. Ginocchio allora può far ripartire il gioco per Romeo, costretta a scaraventare fuori il pallone sulla pressione di Mirella. Proprio il numero 9 Mirella va a battere questo fallo laterale per Vanessa. Franceschini si era mosso in avanti, il pallone era indirizzato a Salvador che non lo trattiene e lo potrà ripartire Ginocchio quando mancano poco più di 11 minuti al triplice fischio. Ancora San Martino con Salvador sulla corsia laterale di sinistra, gioca Salvador con il pallone sotto il piede, Salvador si libera, va ad ubriacare le avversarie, poi a Romeo toglie praticamente un pallone, lo rivediamo che era indirizzato a Mirella. Intervento difensivo fondamentale questo. Grandissima chiusura, bravissima.
trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Intanto il corner, palla sul secondo palo che resta lì, Ginocchio lo arpiona, rilancia poi lungo per Romeo che lo mette giù con il stinco, lo gira dalla parte opposta per Dalle Rive, che comunque ha la determinazione di calciare, non trova lo specchio. Non ci ha pensato 2 volte. Ultimi 10 minuti più un recupero, 3-3 Salvador, partita vibrante, Salvador da dietro per Vanessa a calciare contro una giocatrice avversaria. Fioravanzo intanto tiene vivo il pallone per le sue compagne di squadra. Dalle Rive, l'apertura cercata per Romeo, qui però l'errore secondo me è proprio quando il piede non va, in questo caso l'abbiamo visto, è sbilenco il lancio, non è andato. Peccato, qualcuno in casa si starà mangiando le unghie, perché se fosse arrivato il passaggio giusto la Romeo si trovava solitaria. Intanto brava Ginocchio, era coperta, la palla è uscita all'ultimo. A liberare intanto il fallo di Franceschini, che chiede subito scusa, ha rischiato anche il Ginocchio giallo. è stata molto brava, con visuale inquinata come si dice. Qui l'intervento duro, non scorretto, nel senso che la Franceschini stava uscendo, è andata ad impattare contro la numero 4 della Libera. Intanto cartellino giallo per Caterina Franceschini, un giallo che ci sta, speriamo nulla di grave. Si rialza intanto la capitana rossonera della Libera, 8 gol per lei, è costretta ad uscire dal campo dopo l'intervento dello staff medico, pronta a rientrare con la maglia numero 11 la numero 15 Irene Fioravanzo. Secondo fallo di questa ripresa, 8 minuti abbondanti al termine, perfetta parità, una parità tutto sommato possiamo dire anche giusta, perché comunque tanto arriva il time out di ho visto come sono state messe in campo la partita, come è stata messa in campo, è giusta, perché il Tiene ha sempre agito molto di rimessa e la Lupanense ha sempre fatto partita, però poi quando perdi palla davanti e attacchi forte e ti saltano le linee, vai in contropiede, diventa difficile. Ci sta un pareggio che il Tiene non ha rubato nulla e anzi abbiamo visto anche 2 o 3 gol di bella fattura, molto bene. L'ultimo, soprattutto quello della Ghirardini, gran gol. Tra l'altro, come diceva il buon Max Pezzali, è dura leggere il gol, fai un gran bel gioco, però alla prima opportunità te lo mettono là, cioè non faceva proprio così la canzone, però è la verità. Secondo me non è finita la partita, ne vedremo ancora qualcosa. Intanto qui inquadrato mister Diego Albertini, che sta dialogando con le sue ragazze della parte opposta, Centofanti in piede con il quartetto di movimento, Vanessa che sta cercando di parlare con Aiello che torna in campo dopo qualche minuto di riposo, torna a sedersi in panca la numero 18 Franceschini. C'è anche Mary Scapin, riconoscibile per l'utilizzo degli occhiali, numero 15 della San Martino, mentre Salvador e Vanessa sono ancora in campo, non conoscono posto, probabilmente non hanno il posto in panchina loro due, non c'è il posto con scritto il loro nome. Quando c'è qualità, insomma, si fa anche fatica a tenerle fuori. Sì, sono le giocatrici più rappresentative del San Martino, sono quelle che hanno molta qualità e si è vista fino adesso, insomma, sono state marcatrici dei gol. Dalla Libera aveva cercato la profondità con un passaggio all'indirizzo di Francesca Dalle Rive, un passaggio però non andato a buon fine, allora può tornare ad uscire dalla propria metà campo il San Martino con Vanessa che prolunga avanti per Salvador, protegge il primo Salvador si gira, poi c'è una deviazione. Sembrava una deviazione, così aveva segnalato Soranzo di Treviso, poi però Ginocchio si è preso il pallone, nessuna ha protestato. Pauletti tanto dalla Libera dietro per Ghirardini, autrice di un gran gol, quello del 3-3 che ha rimesso in parità questa sfida.
Salutiamo intanto tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa. Sono più della carica di 101 in questo momento. Dalla libera, Aiello si prende il pallone per qualche istante, poi lo calcia lontano la numero 10 Elena Pauletto con Caretta che muove subito la sfera per Vanessa. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di gioco regolamentari, poi ci sarà anche un po' di recupero sicuramente. Parità al momento 3-3, il pallone verso il secondo palo dove Salvador viene però chiusa in modo importante a livello difensivo da Elena Pauletto. Ginocchio, allora rilancia il pallone per Dalle Rive, lo recupera ancora Vanessa che lo addomestica sotto il suo piede, avanza indisturbata la numero 11 del San Martino che cerca di superare Dalle Libera. C'è forse il tocco, no, non è ravvisato il tocco della capitana rossonera Dalle Libera, tornata in campo dopo il colpo subito poco fa che è costato il cartellino giallo a Caterina Franceschini. Ginocchio a destra comoda per Dalla Libera, lo scambio con Dalla Libera, Vanessa che protegge il pallone in uscita, cerca di servire Scapin che prolunga avanti per il numero 14 Salvador, non c'è il fallo, non c'è neppure il fallo adesso. Aiello, due giocatrici per terra, Aiello, il pallone che resta vivo in possesso. Vanessa calcia fuori, viene fermato, due giocatrici a terra, gli animi che iniziano a scaldarsi. Era caduta in precedenza la capitana del San Martino Salvador. Sì, in realtà c'erano due giocatrici a terra, ma la palla era in possesso del San Martino e avendo un giocatore loro a terra non volevano buttarla, quindi ci sta. Poteva starci anche che continuassero a giocare, insomma. Tanto viene richiamato lo staff medico del San Martino che entra a dare supporto alla capitana Andrea Salvador, maglia numero 14, 3 gol per lei in campionato, un campionato che vede la formazione patavina al sesto posto con 20 punti, 6 meno del Città di Tiene che è terzo con 26. E qui adesso la Salvador sarà costretta ad uscire dal campo, non potrà dire di aver giocato tutta la partita. Esattamente, forse anche per un po' di più perché mi dà l'impressione che si sia fatta male. Portata fuori a peso da Vanessa e Aiello. Non sorride più di tanto, problemino più serio del previsto. Intanto rientra Mirella e perde una giocatrice importante, il San Martino. Intanto il buon Nogara sta controllando dove il massaggiatore. Penso sia una distorsione. Distorsione a caviglia? Aspetta. Intanto si gioca con Vanessa che va sul fondo, bravissima. Ancora parata difficile questa, la rivediamo subito, importante. Oltre che dicevo, mamma mia, Scapin di testa. Certo che se vedevamo 2 gol di testa nella stessa partita qualcosa da rivedere c'era a livello difensivo. È stata una bellissima giocata perché sì, con un doppio colpo di testa la Scapina non è riuscita a sbattere dentro il pallone con la testa. Ancora Scapina in possesso palla, evita Ghirardini, Scapina a calciare e ancora Ginocchio di calcio d'angolo. 1:40 da giocare, ancora un corner per la formazione. Che fortuna anche qui per la Ginocchio, ci vuole anche fortuna quando si è audaci. È stata molto brava, adesso disimpegna perché le ragazze sono ferme, ha dovuto disimpegnare e recuperare anche un po' di fiato. È stata bravissima, ha fatto 4 interventi tutti uno in fila all'altro. Aiello, Vanessa, Mirella, Vanessa, ancora Vanessa, la 11 si apre, non trova lo spazio per calciare, serve Aiello, la deviazione di Dalle Rive in fallo laterale, ultimo minuto di gioco, più recupero, palla per Mirella, fermata, Dalle Rive concede, regala il pallone a Scapin
Scapin la finta, poi serve a sinistra Mirella che torna dietro da Aiello, si posiziona Vanessa che riceve il pallone sui corsi laterali di destra, prolunga per Aiello che va sul fondo, mette in mezzo un pallone direttamente tra le mani di Ginocchio, che poi rilancia lungo verso la capitana Dalla Libera che lotta con Vanessa che si riprende il pallone, si strattonano le due, Vanessa si arrabbia con la compagna di squadra, poi rilancia lungo per Mirella salta l'avversaria, brava a recuperare ancora Ghirardini. 20 secondi ancora da giocare, il pallone che resta lì recuperato da Aiello, la puntata fermata da Dalle Rive, ancora Aiello, lo scambio per Scapin, un pallone che non arriva a buon fine, e allora guardiamo il signor Nori, 2 minuti di recupero ancora. Ha rischiato qui il Città di Tiene, vedremo se ci sarà bisogno di calci di rigore per decretare la quarta semifinalista. Bologna, 10 marzo, Futsal Reggiano sono già sicuri di tornare qui a giocare lunedì pomeriggio nelle rispettive semifinali. Finale incandescente ed è bello chiudere così la giornata, anche se i rigori ci terranno qui per qualche altro minuto nel caso arrivassero. Non è ancora detto l'ultima parola. Dalla Libera, lunga per Vanzo, in fase laterale Aiello, laterale con Ghirardini pronta a mettere in gioco il pallone, il numero 5 Ghirardini per Vanzo, non ha lo spazio per girarsi, il pallone per il tiro improvviso di Ghirardini. Brava Caretta qui, perché non era un tiro facile. E qui Giulia Caretta ha tenuto a galla le sue compagne di squadra, ha rischiato non poco. Dalla Libera, impressione forte su Scapin, costretta a dare dietro a Vanessa lunga per Mirella che non trattiene il pallone. 45 secondi. Lungo Caretta con il lunga ginocchio e poi con il ginocchio Aiello mette in fallo laterale. 30 secondi, ancora mezzo giro di cronometro per questo finale di match. Sta contando il direttore di gara, ha rischiato i 4 secondi, la palla prolungata, ora la rimessa laterale sarà probabilmente l'ultima azione per il San Martino. Qui inquadrata Mary Scapin con la maglia numero 15, proprio lei muove a destra per Aiello. I rigori, tutto può succedere, vediamo anche il signor Nori, attenzione Vanessa si accentra, il tiro e tra poco arriverà il duplice fischio con Valerio Nori che dice che è finita, è parità e dunque saranno i calci di rigore. Mi sento di dare l'MVP anche qui a un portiere, a Ginocchio, perché ha tenuto a galla il Tiene su tantissime parate. Adesso saranno i rigori, ma i rigori sono una lotteria, e poi è un classe 2009, teniamo conto che ha 16 anni. Già, quindi... e gli abbracci insomma confermano che è stata la grande protagonista di questa fa 17 anni a luglio, partita. È una ragazzina bravissima. E le lotterie dei rigori può succedere di tutto. Tutto può succedere. Vedremo intanto dove andranno battuti. Io appunto 5 euro che verranno battuti a destra, perché sempre li hanno battuti nelle precedenti edizioni. Come si diceva, insomma, mister Albertini ha giocato la partita che voleva giocare. Sì. No, gli faccio i complimenti perché secondo me lui l'aveva impostata proprio così la partita. Un po' di sofferenza perché comunque la qualità tecnica, il tasso tecnico del San Martino è alto, però niente, ha sfruttato quelle occasioni che ha avuto, le hanno sfruttate benissimo, sono state bravissime. E sono state brave anche il San Martino, che comunque ha avuto un sacco di occasioni per poterla chiudere la partita. Assolutamente, deve sicuramente recriminare la formazione del San Martino, perché poteva benissimo chiudere la partita già nella prima parte del primo tempo. Sì, bisogna anche dire che ha una panchina lunga, però tre giocatrici non sono mai entrate in campo, 3-4 giocatrici. Adesso io non lo so. Assolutamente, e in più adesso ai rigori mancherà probabilmente... Sì, io penso che Salvador non ce la faccia. Difficilmente. È lì seduta in panchina, sta dialogando con Vanessa, la numero 11 padovana.
pronti per questi calci di rigore che andranno a chiudere la prima giornata live, interamente live dalla Belbotea Arena, con una tra San Martino e Città di Tiene che staccherà il pass per le semifinali di lunedì pomeriggio. Domani invece vi ricordiamo che a partire dalle 14 inizierà il Tour de Force al maschile, con la sfida tra Montello prima al termine del giorno di andata e la DBS Miane del buon Alberto Nogara, ottava in graduatoria, obiettivo comunque raggiunto, lo si diceva in corso d'opera. Qui intanto decise le 5 rigoriste che sono là al centro del campo. Ho vinto la scommessa, sì, ho vinto i 5 euro. Abbiamo giocato sul sicuro. Ci sono Scappini, Aiello, Vanessa, Mirella e probabilmente la Franceschini. Tra i pali ovviamente Giulia Caretta. Dalla parte opposta toccherà invece a Nicole Ginocchio difendere i pali. Soltanto, anzi no, tutte le ragazze al centro del campo sono alzate, anche quelle che non sono mai entrate in campo come la Brugna Laro, Gardine e Frasson, la 3, la 6, la 7. E allora toccherà alla capitana Francesca Dalle Rive aprire, no scusami, la capitana Lara Dalla Libera aprire le marcature di questi rigori. Il numero 4 Sara contro Giulia Caretta, posizionata sulla riga di porta. Primo penalty, inquadratura stretta sulla capitana rossonera. Il fischio del signor Nori a dare il via a questa sfida, anzi no, è di Elena Soranzo di Treviso. La rincorsa, il tiro, la spiazzata, avanti il Tiene, avanti il Tiene, gol T e S, allora gol X, gol, vabbè dai, facciamo gol, se non sbaglia metto zero. Mirella dritto per dritto, continua la parità, 4 pari, secondo rigore per la Città di Tiene. Si prende il pallone Elena Pauletto, che si porta all'altezza del dischetto tra i pali, la solita Giulia Caretta. Abbiamo visto tanto nel replay il rigore del pari. Pauletto, la rincorsa corta veloce, il palo, parata, a me sembra di aver sentito il palo. Beh, se l'ha parata, brava Giulia Caretta. Lo rivediamo nel replay. Beh, ma il piede era arrivato là, attenzione, Franceschini può portare avanti le sue compagne. Franceschini, tiro parato, bene, il tiro di Franceschini, brave. brava la Ginocchio, sportivo anche il 5 tra i due estremi difensori. Loro sanno cosa significa essere lì sulla riga di porta. Esatto. Romy intanto ancora parità, sembra parità. 1-1. 4-4. 4-4, sì, scusa. Romeo, la rincorsa, il tiro che va a bucare Giulia Caretta. Aveva scelto il palo giusto, aveva scelto il lato giusto. Buon rigore, bel rigore. Mary Scapì intanto a cercare nuovamente la parità per la squadra del San Martino. Il fischio, la rincorsa, 1, 2, 3, 4, 5 passi, palla fuori. Attenzione che l'inerzia della sfida si sposta verso tutta Tiene, a favore del Tiene, con il prossimo rigore di Francesca Dalla Riva, che potrebbe portare sul +2 le sue compagne di squadra, quantomeno momentaneamente. Sinistro di Dalla Rive, il tiro e il pallone che va a sbattere sulla traversa, perché è stata brava a restare in piedi Giulia Caretta. È stata brava a non spostarsi, a stare ferma. La palla era centrale. Aiello intanto per cercare il nuovo pari, la rincorsa di Aiello, il tiro potente, parità, e si va al quinto rigore. Vittoria Avanzo aprirà l'ultima serie di tiri dal dischetto per il Città di Tiene.
2 errori per parte. 2 gol e 2 errori per parte, ancora parità. Questo è l'ultimo rigore. Vittorio Avanzo, il tiro, il gol e adesso pallone pesantissimo, quello sul piede di una Vanessa Jimenez Alcaraz. Questo pallone scotta, la porta diventa ancora più piccola, vedremo se a ginocchio deciderà di autodecretarsi davvero MVP. La rincorsa lunga di Vanessa, ginocchio sulla riga di porta, Vanessa, il tiro, ancora parità, allora si proseguirà ad oltranza. Tocca ora a Irene Fioravanzo battere questo sesto calcio di rigore, ma sì dai, sono quasi le 11, non abbiamo alcuna fretta di andare a casa. Fioravanzo, il tiro, la tocca la carretta, non riesce però a deviarla. Sì, no, i bigoli li abbiamo mangiati, tra l'altro i bigoli quelli hanno davvero buoni. Attenzione, Camilla Cappelletto, anche per lei, primo pallone che tocca in questa sfida, uno dei primi palloni perché è entrato durante il campo. Cappelletto, la rincorsa, il tiro! Calciato bene. Gran rigore, calciato bene. Difficile da prendere. E si va avanti. Ghirardini è il settimo calcio di rigore di una sfida infinita. Ghirardini contro Caretta, la rincorsa di Ghirardini, 3 passi, il tiro, altro rigore fotocopia di quello precedente. E adesso tocca a Linda Gardin calciare il settimo rigore per il San Martino. 8-7 ora per il mai entrate in campo. Già, il fischio, Gardin, la rincorsa, guarda l'avversaria, palo gol, si va avanti. Palo interno, palo gol, battuto benissimo. Avanti. Tocca a Maria Rizzo, anche lei tocca il primo pallone di questa sua sfida. 8º rigore. Il tiro, la risposta di Giulia Caretta che dice di no. Tocca all'ultimo rigore. Sì, manca una rigorista, una che non l'ha battuto. Lo batterei io, ma non so, ci metto un po' ad arrivare giù. Tocca a Chiara Brugnolaro con Vanessa che la segue per dare indicazione. Magari dove calciare questo rigore. È l'8º rigore per il San Martino. Il pallone intanto si muove, non si è fermato sul dischetto. La rincorsa, ginocchio tra i pali, il tiro, il gol che manda in semifinale il San Martino. Sono serviti 8 rigore. Vittoria per 9-8 del San Martino sul Città di Tiene. Brava la Ginocchio, brave anche le ragazze che sono entrate solo per calciare il rigore. Non era assolutamente facile. Calciati molto bene, perché anche questo è stato calciato benissimo. E comunque alle 11 del 3 di gennaio possiamo dire di averle viste tutte. Una finale entusiasmante in questa prima giornata che spedisce in semifinale il San Martino, un San Martino che però deve fare qualcosa di diverso già nella prossima semifinale. Non può giocare così, non può permettersi certe leziosità e essere più determinate davanti. Faccio i complimenti a ambo le squadre, ai mister, sono stati bravissimi, i portieri molto bravi. Si chiude qui questo quarto di finale con il San Martino che vince 9-8 sul Città di Tiene dopo una serie infinita di calci di rigore. Grazie ad Alberto Longara, grazie a Giulio Cosolo che è sempre lì al telefono, grazie ovviamente a me medesimo, grazie anche a Futsal Veneto TV con Michele e Andrea Di Giambattista. Complimenti ai semifinaliste Bologna, 10 Martiri, Futsal Reggiana e San Martino. Le ritroveremo lunedì nei semifinali. Domani c'è spazio al maschile, tu sarai in campo, sarai ancora qui al mio fianco. Alberto, grazie ancora, buonanotte a tutti e ci vediamo domani. Grazie a te e buonanotte a tutti quanti. Viva il futsal, a domani, buonanotte.